Perquisizioni e sequestri sono stati effettuati sin dalle prime ore di oggi dai carabinieri forestali in tutte le province venete, ad eccezione di Belluno. Dal Padovano al Veneziano, dal Vicentino al Veronese, dal Rodigino al Trevigiano, i militari hanno controllato capannoni e ditte di trasporti nell'ambito dell'operazione Penelope, che ha portato ad oggi al sequestro di oltre 9.000 metri cubi di rifiuti speciali di natura tessile, stoccati illecitamente in varie città del nord Italia, in particolare in Emilia-Romagna e Veneto. Nella nostra regione i militari hanno controllato 2 capannoni a Quinto Vicentino e Monticello Conteotto, nel Veneziano sequestri a Scorzè, mentre nel Trevigiano ci sono state perquisizioni in una ditta di trasporti. Il nucleo investigativo del gruppo Carabinieri Forestali di Modena, insieme ai colleghi di diversi comandi provinciali, hanno così stroncato un traffico illecito di rifiuti speciali costituiti da cascami e ritagli tessili prodotti nel comparto industriale e manifatturiero di Prato. 2 le persone arrestate, altre 16 indagate. L'indagine era partita nel 2018, quando all'interno di un capannone industriale nel Modenese vennero rinvenuti circa 2.500 metri cubi di rifiuti tessili contenuti in sacchi neri per l'immondizia. Successivi approfondimenti, che hanno visto tra l'altro l'utilizzo di intercettazioni telefoniche e di videosorveglianza, hanno consentito di accertare che gli scarti venivano smaltiti anche in altre località. Il meccanismo messo in piedi era ben oliato. L'illecito smaltimento consisteva nel trasformare attraverso fittizie operazioni di recupero i rifiuti speciali in materia prima secondaria o sottoprodotto per poi trasportarli e abbandonarli all'interno di capannoni, questo all'insaputa degli ignari proprietari, che hanno così subito un ingente danno economico, senza contare quello potenziale che poteva scaturire da eventuali incendi del materiale stoccato. I 2 arrestati, da quanto ricostruito, avrebbero pianificato e gestito l'attività dedita alla gestione di rifiuti attraverso società di cui avevano l'utilizzo e il controllo, senza ricoprire però alcuna carica o ruolo. L'organizzazione poi aveva al suo interno autotrasportatori compiacenti e soggetti impiegati come manovalanza presso i vari capannoni di destinazione dei rifiuti tessili.